droni acquatici, droni da utilizzare a scopi preventivi per il monitoraggio delle frane, intelligenza artificiale applicata dalla polizia scientifica alle indagini forensi e ancora robot capaci di interagire con le persone, con i bambini. È un tema molto importante per la società odierna, se ne parla molto spesso anche con toni di paura, genera spesso paura o timori, spesso in toni troppo entusiastici, molto spesso non in maniera adeguata, quindi è molto importante comunicare soprattutto ai ragazzi cos'è l'intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale di fatto è una disciplina, quindi non è una tecnologia, è una disciplina che studia un tema molto particolare, che sarebbe quello di simulare l'intelligenza umana nello svolgere alcuni compiti molto complessi, come può essere appunto interagire con una persona, piuttosto che guidare un'automobile, guidare un drone acquatico. È un piccolo spaccato di Garda AI, la giornata dedicata a intelligenza artificiale e robotica organizzata dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Verona, dall'Università degli Studi Internazionali di Roma, dall'Università La Sapienza di Roma, dall'Istituto Marie Curie di Garda insieme a ARPAV, Provincia di Verona, Polizia di Stato e Comune. E così a Garda, tra il centro congressi, il lungolago Regina Adelaide e l'Istituto Marie Curie, si sono avvicendati decine e decine di studenti provenienti da varie scuole del territorio. Una manifestazione di grande spessore e ha l'intenzione di non banalizzare l'intelligenza artificiale, che viene ormai conosciuta in maniera estesa, ma di verificare la conoscenza da parte dei nostri studenti anche di applicazioni pratiche nel mondo della scienza, nel mondo della tecnologia, a favore della salute umana, a favore dell'ambiente, anche allo scopo di interessare a scopo orientativo i nostri studenti. Ed è stata un'immersione nel mondo della scienza, non solo teorica. Stiamo vedendo sostanzialmente l'applicazione della robotica, dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio e la salvaguardia dell'ambiente tramite un drone acquatico. Noi ci occupiamo di robot mobili in generale. Quello che vedete alle mie spalle è sostanzialmente un drone che abbiamo utilizzato nel contesto di vari progetti nazionali e internazionali che monta dei sensori per l'acquisizione di parametri ambientali tipo l'ossigeno e il pH e valutare l'impatto del cambiamento climatico dell'uomo sul nostro ambiente e sulle nostre acque in particolare. Da qualche anno abbiamo iniziato a fare il monitoraggio e controllo ambientale con i droni. Si possono fare delle cose che prima erano impensabili, visionare una valanga dall'alto piuttosto che andarci sopra coi piedi, voglio dire. Affascinante poi l'impiego dell'intelligenza artificiale alle indagini forensi. Nelle indagini di polizia scientifica, nelle scienze forensi applicate alle indagini di polizia, da ormai molti anni l'intelligenza artificiale è entrata a pieno diritto, soprattutto per quel che svolge anche negli altri settori, quindi la velocizzazione di gestioni di enormi mole di dati. Quando avviene un reato è molto probabile che il volto del soggetto che ha compiuto il reato venga ripreso. La gestione del crop, del ritaglio di questo volto, data in pasto a un software dove all'interno ci sono 10 milioni circa di volti da comparare, fa sì che non diventi né impossibile né improbabile, ma assolutamente applicabile, l'opportunità di comparare i tratti somatici e la fisionomia del volto del soggetto resosi responsabile del reato con tutti quelli presenti nella banca dati dove andiamo a pescare. Il software ci direbbe che una donna è compatibile con un uomo dal punto di vista geometrico, quindi dobbiamo guidarlo e soprattutto dobbiamo andare a scremare quei 40-50 candidati che ci fornisce e a dare una risposta a chi ci ha fatto la domanda. Quel soggetto ignoto riusciamo ad accostarlo a un'identità? Molto spesso sì. C'erano poi i robot programmati per comunicare con gli esseri umani. Prima di tutto è un robot programmabile, quindi principalmente viene usato dai ragazzi per imparare la programmazione. Può fare tutto quello che viene programmato a fare, in particolare ha delle funzionalità di interazione sociale con le persone. L'obiettivo che ci siamo prefissi con tutti gli enti che hanno partecipato a questa iniziativa è quello di riuscire a divulgare un messaggio propositivo e costruttivo rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi in campo sociale, in campo sanitario, in campo ambientale.
Ed è un progetto, un investimento importante perché vuole far conoscere come l'intelligenza artificiale, la robotica e l'innovazione scientifica possa essere applicata nei vari ambiti e come le varie realtà possano essere messe in relazione tra di loro.